Allora, vediamo un po' di precisare sempre nel ruolo che ha l'imprenditore, l'intermediario, che cosa è cambiato nei confronti anche degli istituti di credito, se non sbaglio. È cambiato qualcosa che per noi è tanto. Sono cambiate due linee di comportamento. La prima, che precedentemente, fino a qualche anno fa, gli agenti immobiliari che avevano una particolare iscrizione potevano procacciare per il loro cliente il miglior finanziamento, quindi entravano nel merito di capire qual era il prodotto idoneo per il cliente acquirente. Con prodotto si intende? Si intende il mutuo. Benissimo. Benissimo. Allora, succede che questo non è più possibile perché attraverso una nuova norma che è denominata la 141 è fatto divieto a chi non è prettamente iscritto in alcuni registri. Prima dico, gli agenti di intermediazione finanziaria erano intorno ai 100.000 in Italia, oggi sono qualche migliaio, per cui si è creata giustamente una selezione che ha premiato chi è costituito in impresa di capitali, SRL, SPA. Bisogna o essere una SPA o lavorare in esclusiva per conto di una SPA. Quindi un mediatore creditizio oggi lo conti sulle dita, sono pochissimi quelli idonei, quelli riconosciuti non abusivi. Le banche per contro hanno quindi eliminato delle reti terze che potevano essere di filtro tra cliente e banca, ma non si stanno facendo scrupolo invece di essersi poste come intermediarie, proprio come agenti immobiliari, tant'è che le banche hanno acquisito la possibilità di intermediare gli immobili attraverso degli organismi chiaramente leciti, chiaramente però di loro proprietà, dove uno si può chiedere, nel momento in cui quella banca consiglierà di comprare un immobile e dovrà fornire un prodotto finanziario, andrà mai contro se stessa? E questa è la domanda più semplice, a cui è facile dare una risposta. Nel momento in cui un cittadino, un acquirente che ha un mutuo non può più far fronte a quel debito e va in banca e dichiara, oppure non paga, quindi la banca se ne rende conto e la banca comincia ad accusare una sofferenza di quell'individuo. In che posizione si pone una banca che di per sé è colei che ha un'agenzia immobiliare ed è anche colei che ha un credito? Allora si dice giustamente la banca non potrà mai trattare quell'immobile. Benissimo, ma cosa indicherà quel cittadino per tentare di cavarsela vendendo o svendendo l'immobile e la banca sicuramente rientrerà visto che ha un'ipoteca? A questo punto quel cittadino che grado di libertà avrà nel decidere dove andare per vendere il proprio immobile? E questo è un punto di domanda molto serio. È lecito che tutti possano fare perché la banca è proprietaria di un'agenzia immobiliare, ma io la domanda l'ho posta, quindi i cittadini debbono in qualche modo cercare di capire. Assolutamente. Carlo Dario, cosa ne dice? Con occhio terzo. Con occhio terzo, è che ci vorrebbe secondo me un occhio terzo a fare questa operazione. Cioè, quando ci si trova davanti a una persona che tratta due aspetti, è un po' come la certificazione energetica. Se io che faccio il progetto poi lo certifica il mio amico. Però in Italia è una tendenza diffusa questa, commissionare, cercare certo. di non separare, non c'è mai tanta chiarezza. No, in effetti è quello il problema e quindi io non ho sicuramente la garanzia che quello che mi vogliono vendere quella casa, ma mi dici che me la vendi solo perché mi puoi dare il mutuo, ma è corretto che io la prenda oppure no? Come l'edificio certificato, tu l'hai fatto, l'hai costruito e il tuo amico mi dice che l'hai fatto bene. È difficile credere un po' a queste cose perché insomma abbiamo visto che anche chi fa le cose bene come le automobili qualche volta esatto. gli scappa qualche piccolo problemino che poi si ripercuote all'ennesima potenza. Infatti, lei Presidente come la vede? È un venir meno, diciamo, è un tagliare sempre più alla vostra figura, no? Quella dell'agente, dell'immobilierista? Sì, l'agente immobiliare deve essere terzo tra parte acquirente e parte venditrice. Le banche adesso hanno, questo è lo sport nazionale degli ultimi mesi, tutti vogliono affacciarsi nel mercato dell'intermediazione. Ma forse anche perché hanno talmente tanti immobili ormai che devono anche piazzarli in qualche modo, no? E quindi hanno trovato il modo per trarne anche una remuneratività.
liberandosene, perché gli immobili ne hanno tantissimi, o no? Ne hanno tanti, ma diciamo che le agenzie immobiliari, gli agenti immobiliari che oggi sono iscritti al ruolo, ex ruolo, all'albo diciamo, oggi REA, sono tanti, quindi il mercato potrebbe aiutare il mercato dell'agente immobiliare, le banche stesse. In realtà questo è successo nei primi, qualche anno fa, sono nate alcune società che vendevano i propri immobili. Oggi sono passati proprio all'intermediazione pura, è un salto ed è un aspetto completamente diverso. Noi come FIAIP siamo preoccupati non perché c'è un concorrente in più, al di là che il concorrente in più a tutti preoccupa, i mercati oggi sono saturi, concorrenza ce n'è tanto, quindi, però siamo preoccupati per la terzietà nei confronti del cliente. Quando una banca pubblicizza un marchio famoso, sia come banca che come agenzia immobiliare, ci poniamo la domanda se questo può essere lecito, se è corretto e se rappresenta un problema o no, o può rappresentare per il cliente. Quindi ben venga la concorrenza se però giochiamo con le stesse regole all'interno del mercato immobiliare. Questo è il tema che noi abbiamo posto e lo poniamo sia a livello nazionale, regionale che provinciale, a tutela del cliente. Presidente Zaramella, lavorate allo stesso livello o c'è una piccola differenza secondo lei? Dice tra noi e le banche. Allora, quindi per correggere, come giustamente diceva, oggi le banche non è che vendono più solamente gli immobili loro, le banche si mettono proprio a fare l'intermediazione immobiliare. Quindi ad ampio spettro. Loro contattano tutti i loro clienti e gli chiedono: vuoi vendere casa? Vuoi comprare casa? Se vuoi vendere casa, vieni da noi. Quindi hanno un parco clienti un po' più ampio? Hanno milioni di clienti e loro hanno sanno già se il cliente è in bonus, se il cliente... questo piccolo particolare. Diciamo che hanno un correttissimo profilo, inequivocabile, che però qualche cliente, anche se ha il soldino in tasca, dovrebbe chiedersi: ma questi di me sanno tutto, fino a che punto, sapendo così tanto delle mie tasche, potranno essere così distaccati dal fatto di pensarci troppo? Questo. Sì, terzietà è anche in questo, a parte che è prevista proprio dal Codice Civile, però oggi la banca ci gestisce tutto ciò che non è immobiliare, quindi il finanziario, tutto il resto è gestito da loro. Se dobbiamo dare in mano, portiamola all'eccesso, portiamo che non esistono più le agenzie immobiliari, esistono le banche che vendono le case, anche le banche saranno quelle che gestiranno il nostro patrimonio immobiliare, quindi alla fine gestiranno tutto il nostro patrimonio. E siccome noi quando andiamo a chiedere un prestito ad una banca, la banca poi ti dice: beh, ma che cos'hai? Perché ti chiedono l'ipoteca sul mutuo. Se la banca, torniamo sempre al suo discorso, se la banca che dice: per me casa tua non vale niente, quindi non ti do niente, dov'è la terzietà? Invece magari casa mia vale, ma se la banca oggi non ha voglia di darmi, mi dice: beh, non vale niente, quindi non ti do niente, niente nel senso ecco, esatto, ma alla luce di questa situazione è proprio previsto dalla legge che non può essere, anche la legge 141, scusi se l'ho interrotta, la legge 141 l'hanno fatta tutto sommato bene per i mediatori creditizi. Perché invece per la mediazione immobiliare non l'hanno fatta? Nella mediazione creditizia le banche non possono essere proprietarie più di un 10% mi pare della società di mediazione creditizia, invece qui certe banche sono proprietarie al 100% della società. Ci vogliono dei requisiti per fare quello e giustamente chi vende mutui non può essere il fratello di quello che lavora in banca, perché altrimenti ti consiglio il mio mutuo. Quindi se hanno avuto l'occhio di riguardo per vendere il prodotto mutuo, perché non deve essere non deve esserci lo stesso occhio di riguardo per vendere il prodotto analogo che è la casa? Ecco, a questo punto viene da chiedersi, ma come spesso tanti si chiedono, ma queste associazioni, la FIAIP per esempio, che è un'entità a livello nazionale, quindi presente a livello regionale, provinciale, nazionale, lei ha un'esperienza, un background, quanto può fare? Che forza ha anche... Abbiamo già fatto due interpelli all'antitrust. Il primo l'antitrust non l'ha capito, adesso è ripartito il secondo con un'altra associazione di categoria che è FIMA, quindi si è abbinata a noi, quindi diciamo che c'è il 90% degli agenti immobiliari che sono contro questi e vediamo la risposta dell'antitrust, ma stiamo lottando contro le banche. Sono stati presentati 2 esposti all'antitrust e 2 all'ABI. Quindi la federazione ha preso a cuore il problema perché, ripeto... Quindi la federazione si è mossa intanto? La federazione si è mossa da subito ed è stata l'unica che si è mossa da subito alla FIAIP. Poi recentemente si è accodata un'altra federazione di agenti immobiliari, ma noi siamo stati i primi
siamo partiti con l'acceleratore perché la paura, come dicevo prima, non è tanto di un concorrente in più, anche se ovviamente non ce ne sarebbe bisogno di questo momento, però proprio della terza età del rapporto tra agenzia e cliente. Quindi noi siamo in attesa di avere le risposte di questi altri 2 esposti che abbiamo presentato recentemente. Allora, da lei la conclusione, anche se una battuta volevo chiederla alla nostra Casa Clima, Carlo Dario, un consiglio a questo punto, perché anche si strapola un po' dai messaggi che c'è disorientamento. Cosa fare per capire chi è il bravo classificatore? È difficile, vero? È difficile, nel senso che bisogna prendere una persona terza, chiaramente, che dia... Esiste un albo? Esiste allora non c'è un vero e proprio albo, nel senso che io sono anche certificatore Casa Clima, ma non posso certificare i miei edifici, e se vado a controllare, cosa che è successo anche questa mattina a un edificio, è l'agenzia che mi manda, poi la certificazione la dà sempre l'agenzia, non la dà Carlo Dario, quindi siamo comunque sempre... Ci sono agenzie che si occupano di certificazione, questo si può dire. E una è pubblica, e questa è l'agenzia Casa Clima in Bolzano. Volevo fare un ultimo appunto, visto che è nato un po' tutto dal convegno che abbiamo fatto con la FIAIP, che se io o l'impresario costruisce correttamente un edificio in Casa Clima, ci vuole poi qualcuno che sappia spiegare che differenza c'è tra l'edificio normale e quello Casa Clima. È per quello che è nata la collaborazione con la FIAIP, per cui se c'è qualcuno che sa spiegare la differenza, riusciamo anche a far capire effettivamente il valore dell'edificio, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ve la spiegheremo la differenza. Una battuta di chiusura anche a lei? Per quanto ci riguarda, l'agente immobiliare è un imprenditore che deve pensare alla protezione dei propri clienti, conseguire il giusto dopo averli messi in grado di fare affari fatti bene, che si deve formare, quindi consulente prima, intermediario poi. L'associazione, la FIAIP, cos'è che ha fatto? Proprio parlando di Casa Clima, ha deciso che nel corso del 2016 i propri agenti immobiliari seguiranno dei corsi specifici per poter non certificare che non ci compete, ma poter dire ai propri clienti: ti conviene questo piuttosto che quello, e se fai un'offerta per quello sappi che ha queste caratteristiche. Quindi l'agente immobiliare deve essere un consulente specialista, poi intermediario. Chiarissimo. Allora, siccome c'è tanto da dire, ci sono tante figure ancora da interpellare perché l'argomento desta interesse, abbiamo visto anche dalle vostre risposte ai messaggi, noi rinvitiamo qua i nostri ospiti con l'aggiunta di qualche altro professionista magari, e daremo più spazio anche a capire qualcosa di Casa Clima, perché abbiamo visto che effettivamente non abbiamo le conoscenze sufficienti, poi ci supporterà anche FIAIP eccetera. Dedicheremo una prima serata, quindi non martedì prossimo, tra 2 martedì all'inizio di novembre. Facciamo così: ci ritroviamo martedì sera alle 21 tutti quanti e vediamo un po' di approfondire il tema, così soddisfiamo anche le tante esigenze dei nostri telespettatori. Intanto io vi lascio tornare a lavorare, a voi buon pomeriggio, ci rivediamo come sempre, buona serata domani, arrivederci.